Salve amici del web, da Sicilia Opera Academy, siamo con Paola Rovellini, soprano. È un grande piacere poterti intervistare. Io ti accolgo qui nella nostra struttura con affetto e con orgoglio, visto che sei una soprano, parte ovviamente molto brava, ma grazie all'audizione che hai tenuto di recente proprio qui da noi con l'agente lirico Priscilla Baglioni della YAP, Young Artists Program, appunto sei stata valutata positivamente da questo agente e sei entrata in agenzia. Questo per noi davvero è un motivo di grande gioia e di forte vanto, perché è la dimostrazione che i nostri sforzi per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro cominciano ad avere dei risultati, e questo ci dà molta fiducia per il nostro lavoro per il futuro. Allora, Paola, innanzitutto la tua esperienza qui da noi, dacci qualche tua impressione, come ti sei trovata, quindi sia per quanto riguarda noi dello staff di Sicilia Opera Academy, ma anche del Maestro Lippi, perché tu infatti ti trovi qui oggi per studiare con lui per la seconda volta, infatti è il secondo masterclass al quale prendi parte. Dici un po'. Allora, innanzitutto io vi ringrazio perché proprio grazie alla vostra serietà e al vostro impegno io sono riuscita a coronare un sogno. Ringrazio anche il maestro Lippi perché proprio grazie a lui e alla vostra organizzazione che mi ha permesso di studiare in modo approfondito 4 giorni, preparare per bene l'audizione e mi avete dato tutti gli strumenti per poterla affrontare nel migliore nei modi. Quindi con serenità, con allegria, insomma mi sono divertita, che è la cosa principale. E sono infatti ritornata nuovamente per poter lavorare ancora con voi, con il maestro, e devo dire che consiglio a tutti i ragazzi giovani che vogliono avvicinarsi a questo mondo, alla vostra organizzazione, proprio perché siete garanti di serietà, quindi le persone che lavorano con voi non vogliono fregare noi giovani, come ahimè capita tantissime volte in questo mondo, e quindi semplicemente grazie. Grazie a te Paola, è sempre un piacere accoglierti e speriamo di vederti calcare, anzi ne sono sicuro che calcherai i palcoscenici più importanti, e ti aspetto presto ancora qui da noi. Grazie ancora. Paola Rovellini, soprano, ne sentirete parlare. Arrivederci.